Buongiorno a tutti e benvenuti nel Palazzo del Consiglio regionale del Veneto. Io vorrei ringraziare gli organizzatori di questa giornata, ovvero la Fondazione Libra, nella persona della dottoressa Giuseppina Filieri. Sono onorata di avervi qui oggi nel Parlamento dei Veneti, perché la conferenza stampa di presentazione di questo evento è un messaggio politico molto forte che parte da questo palazzo. Un messaggio per dire basta alla violenza di genere e stop al bullismo. Un messaggio di cui purtroppo c'è un grandissimo bisogno in questa nostra società. Gli episodi di violenza di questo tipo non si contano più, purtroppo. È una spirale che da tempo deve preoccupare molto le famiglie, gli adolescenti e le istituzioni. Ed è proprio per questo che ho dato la mia disponibilità a contribuire a questo appuntamento, perché il Consiglio regionale del Veneto è l'espressione politica dei Veneti. E su questo tema, lo ricordo con orgoglio e fierezza, il nostro Consiglio si è già espresso più volte, soprattutto di recente, in più modalità. Ricordo per esempio le borse di studio, il ricordo di Giulia Cecchettin, penso alla testimonianza del padre qualche settimana fa ospite qui a Palazzo, penso alla decisione unanime del Consiglio regionale di istituire l'osservatorio contro la violenza sulle donne. Penso al convegno lo scorso settembre, proprio qui in Consiglio regionale, per parlare con esperti del settore sui pericoli di questo fenomeno. Il Consiglio regionale ha una posizione sola ed è chiara. È per questo che oggi per me è un orgoglio essere qui, ad augurare a Marco Mateazzi e a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per una società più integrata e rispettosa, di non fermare mai la propria corsa contro la violenza e contro il bullismo. Ringrazio gli ospiti e gli intervenuti, in particolare la dottoressa Giuseppina Filieri, l'avvocato Petti, Alberto Petti e l'avvocato Marco Mazzoni Nicoletti, presidente di Corecom. Lascio la parola alla dottoressa Filieri. Grazie consigliera. Mi preme innanzitutto ringraziare lei come politica, come donna, come professionista, come mamma e come persona che ci ha sempre accompagnato durante il nostro percorso e di nascita e di crescita e di sviluppo. In qualità di presidente della Fondazione credo che sento l'obbligo di ringraziare questo Consiglio regionale che attraverso la consigliera ci è sempre stato accanto. Sono convinta infatti che quello che portiamo avanti, quindi azioni di contrasto al bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, diventi prioritario ed è indispensabile avere un coordinamento forte e con le istituzioni e con tutta la comunità educante. Purtroppo molto spesso noi ci troviamo ad affrontare questo tipo di problematiche, questo tipo di fenomeni. Noi abbiamo la nostra sede a Padova, abbiamo attivato proprio la settimana scorsa un'altra sede a Roma, ci accingiamo ad aprire anche un'altra sede a Napoli, un'altra a Foggia e una a Palermo. Questo perché nell'ottica della rete abbiamo proprio bisogno di professionisti e di professioniste in grado di crederci, credere nel rispetto e nella non violenza, ma soprattutto nella crescita dei nostri ragazzi, in maniera tale che possano porsi proprio come persone, come individui e non come sole individualità che si omologano e si formattano alla massa. Purtroppo oggi c'è questo tipo di adesione all'essere, non all'essere ma all'apparire. I social media diventano un potente veicolo per poter spostare l'attenzione rispetto a quello che sono le identità. Ci mascheriamo e ci vestiamo con identità succedanee, identità che non ci rappresentano, identità che in qualche modo preservano e conservano i nostri sentimenti. Ecco, il nostro è un lavoro forte, formato da un gruppo di professionisti, abbiamo un comitato tecnico scientifico che si occupa ciascuno per il proprio di andare proprio a individuare quel numero oscuro, quel dato che non riusciamo a rilevare, perché quello del il fenomeno della violenza è un fenomeno silente, è una metastasi silenziosa che invade e pervade le vite di molti dei nostri
bambini e bambine. Dico bambini e bambine perché il fenomeno della violenza purtroppo non riguarda più solo i ragazzi grandi, riguarda anche i bambini sin dalla scuola primaria. E su questo occorre riflettere, perché le attività di prevenzione possano effettivamente sortire l'effetto sperato, quindi prevenire tutto quello che rientra nel grande, nel macro fenomeno della violenza, è opportuno intervenire a monte. Perché se è vero che la violenza si apprende, è altrettanto vero che si apprende il rispetto proprio e dell'altro. Marco Matteazzi è diventato ambassador della Fondazione Libra. Io non nascondo che sin dalla costituzione della Fondazione abbiamo sempre pensato a un volto e all'inizio avevamo cercato proprio un volto noto, qualcuno che potesse veicolare con noi il messaggio che abbiamo da sempre lanciato. In realtà poi andando avanti e con il centro europeo che abbiamo costituito a Padova e con le attività di formazione e nelle scuole, a partire dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado, e con i professionisti abbiamo attivato a novembre dello scorso anno un corso di alta formazione in collaborazione con IUSVE, il cui direttore è il professor Monzani, la violenza nelle relazioni, bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, un corso di alta formazione della durata di 100 ore, destinato ai professionisti in maniera tale che non venga ancora derubricato e banalizzato il problema del bullismo. Abbiamo scelto Marco Matteazzi. Marco Matteazzi chi è? È un ragazzo normale, è un ragazzo di 24 anni che per 8 lunghi anni, quindi dalle medie fino a tutto il ciclo delle superiori, è stato vittima di bullismo. Banalità, cose normali tra ragazzi. Non sono d'accordo, non sono cose normali. È proprio questo nostro atteggiamento che tende a normalizzare i comportamenti, a consentire la prosecuzione degli agiti violenti. Marco si fa oggi esempio, un esempio a cui dobbiamo guardare tutti, perché gli interventi non devono essere fatti solo ed esclusivamente sui ragazzi. Gli interventi devono essere fatti e soprattutto dobbiamo interrogarci come adulti, se quello che stiamo facendo è la cosa giusta, se effettivamente quando sproniamo i ragazzi ad uscire dal silenzio siamo in grado di poterli ascoltare e osservare. Non è facile entrare a gamba tesa nella vita dei nostri figli, ma è l'invito che faccio, perché guardarli non significa vederli. Sono due cose diverse. Sarà capitato a tutti di partecipare a una recita dei nostri figli, una recita di Natale, uno spettacolo qualsiasi. Ricorderete la loro emozione, ricorderete la vostra. Ma vi ricordate quello che vi hanno chiesto alla fine dello spettacolo quando sono corsi da voi? No, non ve lo ricordate, non ce lo ricordiamo. La cosa che hanno chiesto è stata questa: mamma, papà, mi avete visto? Quel vedere, quella domanda a cui abbiamo risposto certamente con un frettoloso certamente amore, rispondeva a un bisogno d'amore. È attraverso il vedere che riusciamo a riconoscere e a far sentire vivi i nostri figli. Quindi ritorniamo a vederli. Marco è uno splendido esempio, è un'occasione di riscatto e lui dice: sono fonte di ispirazione, voglio essere ispirazione per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che credono di non potercela fare, credono di dover necessariamente soccombere al dolore, alla violenza, all'isolamento, alla ghettizzazione, agli stigmi, alle etichette sociali che gli appiccichiamo addosso. Marco ha concluso 3 mesi fa
la sua sfida, ha corso 100 mezze maratone ogni giorno per 102 giorni. 3 giorni fa è partita con una sfida epica, con una sfida che è al limite dell'umano. Ha cominciato a correre una maratona al giorno per 100 giorni consecutivi e le correrà in 100 città italiane. Il 100° giorno chiuderà la sfida con la nota 100 chilometri del Passatore a Firenze. Durante questa sfida Marco ha lanciato una campagna di raccolta fondi per il contrasto al bullismo che ha deciso di donare in qualità di ambassador alla nostra fondazione. Perché lui dice: ho bisogno che gli altri abbiano il coraggio di continuare a credere, di cominciare a credere che dalla violenza si può uscire, e voglio farlo con un gesto concreto. Per questo vi chiedo di sostenere Marco in questa sfida. Oggi avrebbe dovuto essere qui e mi scuso se all'ultimo momento ho avvisato la consigliera Cavinato, ma vi garantisco che già dopo 3 giorni di maratone Marco aveva bisogno di recuperare un po'. Io chiedo, sono sicura di poter contare sul sostegno di tutti voi, e facciamo in modo che questa impresa di Marco diventi virale, perché al pari di quei video di ragazzi e ragazze che si dilaniano a forza di botte e diventano virali, io credo che se facciamo diventare virale questa sfida di Marco, allora abbiamo messo un piede in avanti per poter dire no al bullismo. Grazie. Grazie, dottoressa. Adesso dovrebbe essere in collegamento il protagonista di questa giornata, Marco Mateazzi. Buongiorno Marco. Non ti sentiamo però. C'è qualche problema con l'audio? Riuscite a ripristinarlo per cortesia? Ok, ci sono. Buongiorno. Errore Come mio stai che non ho intanto? attivato l'audio. Benvenuto. Bene, 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 grazie. Bene, Grazie, per allora, me è un onore essere qui. bene. E Niente, raccontaci un po' come stai e quello che stai facendo in questi giorni. sì, allora, beh, innanzitutto sto bene, anche la sfida sta andando abbastanza bene, sono contento per come sta rispondendo anche il corpo. Sono partito con un acciacco alla gamba destra, però si sta comportando bene ed è la cosa che mi ha dato maggiormente fastidio. E mi scuso per non essere lì, veramente mi dispiace un sacco. Per l'appunto, ieri ho finito la maratona verso le 8 di sera, ora che tornavo a casa e tutto. Stretching che è importantissimo, e bagni gelidi, cioè bisogna essere proprio metodici, e sto sbagliando in alcune cose, come per esempio il cibo, ma cerchiamo di recuperare strada facendo. È un'esperienza comunque, oltre che a segnare tante persone all'interno del mondo social, perché veramente tantissime persone mi stanno scrivendo e stanno anche venendo a correre le maratone con me, sta segnando anche e soprattutto me, perché ogni sfida, è quello che mi piace, insomma, delle sfide in generale, dell'uscire dalla propria zona di comfort, insegna veramente tanto alla persona che la sta facendo, e quindi è una cosa incredibile. Poi mi sta insegnando anche tanto, mi vedete perché vedo che sono bloccato. Sì, Sentite? ti vediamo e ti sentiamo bene. Sì, sì. Non so come l'altro. Mi, Adesso sei bloccato. Ti mi abbiamo sentite? ripreso, sì. Ok, perfetto. E una cosa stavo dicendo che mi sta segnando tanto è anche
il valore che si sta dando e che mi stanno dando le persone dal vivo, perché io comunque sono sempre stata una persona molto solitaria, avendo subito il bullismo, sono stato solo per la maggior parte della mia vita, non ho avuto molte relazioni e quindi ho imparato a fare della solitudine la mia forza e anche correre con delle persone per me è un qualcosa di, sembrerà assurdo, comunque uscire dalla propria zona di comfort e non mi aspettavo quanto effettivamente potesse essere d'aiuto correre con altre persone, non soltanto dal punto di vista corriamo insieme, ci trasportiamo insieme, ma anche del valore, perché ognuno di noi ha del valore da dare, ognuno di noi, anche chi sembra meno qualificato, può insegnarci qualcosa e applicare questa credenza qua verso il prossimo mi sta dando veramente un sacco di spunti. Quindi sono contentissimo di averlo iniziato, nonostante fin dal primo giorno, dopo i primi 30 km, avevo già capito che comunque sarebbero stati 100 giorni molto molto lunghi, perché nella mia testa l'ho vista molto come un faccio il doppio dello sforzo della scorsa sfida, perché la scorsa sfida ho fatto, come è già stato detto, comunque 100 mezze maratone in 102 giorni, facendo anche ogni 10 giorni una ultramaratona, quindi giorno 50 km, 60 km, fino ad arrivare al giorno 102, 100 km. E pensavo ci volesse per l'appunto il doppio della fatica, in realtà la fatica è ben oltre il doppio. Ehm, però sono convinto al 100% di potercela fare, di portarla avanti, perché la mia mente, la mia mente non ha mai tentennato, non sta avendo ripensamenti o cosa, ma solamente l'entusiasmo di imparare e dare. Perché le mostro sui social queste sfide semplicemente per aiutare gli altri a far sì che, a utilizzare i propri momenti di dolore, i propri momenti di solitudine, i propri momenti di sconforto come un'arma per rinascere, che è ciò che ho fatto io attraverso i libri e attraverso l'ispirazione di altre persone che fanno imprese all'interno dei vari portali social. Volevo per cortesia che ci dicessi dove possiamo seguirti, quali sono i canali social, Sì, appunto. sì, sono presente su Instagram, TikTok, YouTube, sempre con il mio nome e cognome, e anche Threads, che è una sottospecie di Twitter, quindi ora X di Instagram, cioè di Meta, che sarebbe del mondo Facebook. Quindi dappertutto, tranne che LinkedIn. Volevo sapere quanto vuoi raccogliere con questa tua iniziativa, quanto avevi pensato. L'obiettivo è bello sfidante, perché sono 100.000 euro, proprio per incoronare, diciamo, la 100 km e anche l'obiettivo di gruppo, perché abbiamo anche una sfida di gruppo, della Community Insanus, che è, percorrere 100.000 chilometri in 100 giorni, ovviamente di gruppo, e quindi sì, è tutto si conclude col numero 100, allora anche lì non abbiamo avuto timore di, insomma, di puntare in alto. Credo ci si possa riuscire, bisogna, eh, bisogna correre, però, però lo facciamo. Bene. E noi ti auguriamo che questo tuo obiettivo venga raggiunto. Allora ti lasciamo a recuperare un pochino perché adesso riparti giusto da San Sì, sì, in Giuliano. realtà sì, proprio adesso parto e vado a San Giuliano, Porta Rossa. Bene, allora tanti auguri da tutti noi e bocca al lupo. Grazie a tutti, Ciao, grazie. complimenti. Adesso chiamo a dire due parole l'avvocato Alberto Petti, membro del comitato scientifico della Fondazione Libra. Buongiorno a tutti.
Io sono l'avvocato Petti, faccio parte del comitato scientifico della Fondazione Libra e mi occupo prevalentemente di due aspetti all'interno della Fondazione. Il primo aspetto è quello un po' più pratico, ovvero sia cercare di dare il massima tutela a tutti i soggetti che subiscono bullismo e hanno il coraggio, la voglia di denunciare questo fenomeno, di denunciare ciò che hanno subito e di chiedere tutela. Questo aspetto è estremamente importante perché dalle varie testimonianze che noi quotidianamente raccogliamo, una delle cose che emerge è quella del soggetto che subisce atti di bullismo è tanto il bullo non la pagherà mai o non ho il coraggio di denunciare. Per fortuna invece i soggetti hanno avuto e hanno sempre più voglia di venire fuori da questo aspetto negativo e quindi di voler denunciare quello che loro hanno subito. E questo anche grazie alla nuova normativa che è stata introdotta a giugno del 2024, la numero 70, che ha codificato quello che è l'aspetto penale del bullismo, ovvero sia non ha codificato il reato di bullismo come erroneamente in molti credono, ma ha codificato quello che è l'aspetto del bullismo all'interno del codice penale. Quindi bisogna ben distinguere perché determinati comportamenti non rientrano all'interno di questo calderone che ognuno di noi pensa possa essere riempito, basta che siano giovani, ragazzini all'interno della scuola e si parla di bullismo. In realtà molto spesso si tratta di atti di violenza o di ingiuria o di diffamazione semplicissimi che non hanno nulla a che fare con il bullismo. Ciò che è importante capire è che appunto non esistono criteri oggettivi per determinare un atto di bullismo, bisogna considerare gli elementi soggettivi, quindi come spesso si dice se una baby gang rapina un coetaneo o comunque un sedicenne, non si tratta di un episodio di bullismo, si tratta semplicemente di violenza pura e di delinquenza. Ciò premesso, volevo fare una piccola presentazione di questa nuova normativa per poi arrivare a quello che è anche l'ulteriore compito che io svolgo all'interno della Fondazione. Questa nuova normativa appunto ha uno scopo ben preciso che è quello di cercare di non reprimere le condotte poste in essere da bulli e di non pensare alla carcerazione come il sistema per cercare di risolvere il problema, anzi ha un aspetto sia preventivo che socialmente curativo, ovvero sia è stato affidato un compito molto importante agli istituti scolastici affinché questi si dotino di opportuni mezzi per poter prevenire l'aspetto del bullismo. Anche perché molto spesso noi sentiamo questi soggetti poverini bullizzati che dicono nessuno se n'è accorto, i professori non se ne sono accorti, a scuola nessuno se n'è accorto. Per fortuna questa normativa darà una forza e degli strumenti agli istituti scolastici affinché possano cercare di prevenire questo fenomeno. L'altro aspetto molto importante è che una volta che viene appurato che un soggetto ha posto in essere atti di bullismo, questo non viene immediatamente carcerato o comunque sottoposto a misure restrittive, ma viene inserito in un programma di rieducazione. Questo programma di rieducazione che è scelto appositamente dal pubblico ministero, il quale, coadiuvato da assistenti sociali, cercherà di far sì che questo soggetto possa poi essere reinserito nuovamente nella società e che abbia appunto capito la gravità del fatto che ha posto in essere. Questa è una svolta epocale, nel senso che è una svolta perché chi ha emanato questa normativa si è reso appunto conto che non è il caso di reprimere assolutamente questa tipologia di reato, ma cercare di prevenirlo e appunto di curarlo. L'altro aspetto che noi svolgiamo all'interno della Fondazione è quello del comitato scientifico vero e proprio, perché questa normativa sì, è vero che ha delle ottime previsioni, però è come dire un po' monca, nel senso che tantissimi aspetti mancano tutti gli aspetti relativi alla formazione degli istituti scolastici e di tutti i soggetti che fanno parte degli istituti scolastici, come di tutte quante le altre componenti, assistenti sociali o quant'altri, che devono far parte di questo ingranaggio. E questo ingranaggio in realtà hanno messo solamente dei semplici aspetti normativi, ma non hanno dato le linee guida vere e proprie. Quindi il compito della Fondazione sarà quello di andare appunto a ricercare queste linee guida e cercare di ampliare lo sviluppo di questa normativa. Altro aspetto molto importante, come anticipava la dottoressa Figliedi, è quello di andare alla ricerca di questi numeri oscuri, perché purtroppo il fenomeno del bullismo è un fenomeno latente ed è latente anche e soprattutto dal punto di vista delle denunce.
e quindi fino a che ci saranno questi numeri oscuri il fenomeno sarà sarà molto difficile da combattere e andare dritto nel punto. Quindi la cosa importante è che innanzitutto questo fenomeno è arrivato alla conoscenza di chi ha voluto normarlo, quindi questa normativa è estremamente importante, è fatta in maniera buona, ha degli ottimi presupposti, ma deve essere sviluppata soprattutto da parte di chi questo fenomeno lo vede, lo gestisce da tempo, e questo sarà il compito appunto anche della Fondazione, e speriamo di riuscirlo a fare nel modo migliore e anche adeguandola negli aspetti che più sono preponderanti e di campo. Grazie. Grazie Avvocato. Adesso chiamo l'Avvocato Marco Mazzoni Nicoletti, Presidente di Corecom. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora comincio con ringraziare la consigliera Elisa Cavinato, che è sempre molto sensibile a questi temi, che oggi sono temi che ci riguardano direttamente, perché sono tematiche veramente importanti e all'ordine del giorno. Ringrazio poi la dottoressa Filieri per il lavoro che fa, perché fa un lavoro veramente importante, ma soprattutto per il modo in cui lo fa, veramente appassionato, e quindi la ringrazio, perché trovare delle persone che si occupano di queste tematiche in questa maniera profonda e appassionata è veramente importante. La ringrazio perché non solo si occupa di queste problematiche, ma anche per il modo in cui le affronta. Mi piace che coinvolge e crea iniziative in cui mette al centro i ragazzi. Mettere al centro i ragazzi è una cosa fondamentale, ed oggi ritengo che dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi, perché siamo in un momento in cui spesso la nostra società esprime invece il contrario, ovvero sia sfiducia nei giovani d'oggi. E invece, e ce lo dimostra Marco oggi, questi ragazzi sanno fare molto. Ecco, quindi passo a Marco. Marco, io lo seguo sui social, sta facendo questa seconda iniziativa che è veramente formidabile e disumana, non solo da un punto di vista fisico, ma soprattutto mentale. Mi ha colpito una cosa che ha detto Marco. Lui era un ragazzo solitario, e questo soprattutto a causa delle problematiche, il bullismo che l'ha investito nel periodo della crescita. Ma ha detto una cosa che mi è piaciuta molto. Io da ragazzo solitario invece in questi giorni, con questa maratona, ricordiamolo, è al 4º giorno di maratona, ho visto il sostegno della gente, ho visto il supporto della gente. E questo è importante. Perché è importante? Perché la gente, i ragazzi, le persone, nel momento in cui ti sostengono e ti supportano, ti danno una forza impressionante. Così come al contrario, quando ti offendano, ti denigrano, ti possono portare in basso. Quindi stiamo molto attenti. Questo che ci ha detto mi ha fatto molto riflettere, perché così come il sostegno ti aiuta a crescere, le offese ti portano in basso ed è difficile risollevarsi. Io oggi sono qui e ci tengo a dare un contributo, il contributo del Corecom Veneto, in maniera un po' pratica, diciamo, perché vorrei dare qualche dato che rende bene l'idea e ci restituisce l'importanza di quello che è il lavoro che fa la Fondazione Libra. Perché è importante? Perché i dati quest'oggi su questi temi ci restituiscono veramente delle problematiche importanti. Pensiamo che da ultime ricerche che sono state fatte a livello nazionale, mi riferisco al fenomeno del cyberbullismo, anzi più di 1 milione di studenti dai 15 ai 19 anni hanno vissuto problematiche di cyberbullismo. Quindi abbiamo un numero veramente elevato. 37% degli studenti dai 15 ai 19 anni. Sempre in quella fascia d'età, quindi studenti dai 15 ai 17 anni, circa 800.000 persone si sono resi soggetti attivi di episodi di cyberbullismo, quindi numeri veramente elevatissimi. Per quanto concerne, è interessante anche approfondire quelle che sono le modalità di aggressione che nel cyberbullismo si concretizzano spesso in atti di insulti, invio di insulti in chat di gruppo. Ma abbiamo visto dalle ricerche che c'è una modalità differente dai ragazzi rispetto alle ragazze.
Mentre i ragazzi concretizzano il cyberbullismo con minacce dirette e di insulti pubblici nei social, le ragazze invece abbiamo notato che preferiscono forme di bullismo più indirette, ovvero sia escludono le compagne dai gruppi online e spesso diffondono anche contenuti personali in maniera non autorizzata. Questa è una brevissima panoramica sui dati nazionali, ma come Corecon abbiamo analizzato questi fenomeni, quindi io mi concentro oggi su cyberbullismo e bullismo, da un punto di vista regionale, quindi nella regione Veneto com'è la situazione, e nella regione Veneto la situazione è preoccupante. Gli ultimi dati ufficiali sono quelli dell'anno scolastico 2022 e 2023. Abbiamo verificato dai dati in nostro possesso nell'anno scolastico 2022-2023 il popolo dei ragazzi, degli studenti, quindi dai 6 ai 18 anni, parliamo di scuola primaria, di scuola secondaria, di primo e secondo grado, erano pari a 587.000 studenti. Ecco, pensate bene che su 587.000 studenti, 217.000 ragazzi, quindi più di un ragazzo su 3, sono stati soggetti ad atti di cyberbullismo e bullismo. Circa 147.000 studenti, quindi anche qui numeri veramente alti, sono invece stati autori di atti di cyberbullismo e bullismo. Ma parlando di cyberbullismo, quale potrebbe essere la causa di questo aumento così importante dei dati? Beh, sicuramente noi come Corecon, dopo aver esaminato questi dati, rintracciamo che la causa potrebbe essere da rinvenire nell'esposizione sempre più massiccia che c'è dei ragazzi sui social. Consideriamo che oggi il 47% degli studenti ha un profilo social, quindi vuol dire un ragazzo su 2 ha un profilo, almeno un profilo in una piattaforma, perché poi moltissimi ragazzi sono su più piattaforme online, quindi hanno un'esposizione veramente molto alta, e questa esposizione online alta comporta anche che vi sia una problematica di hate speech. Sapete benissimo cos'è l'hate speech, sono le parole d'odio che spesso i ragazzi utilizzano nel commentare i contenuti che ci sono nei social. E nel 2023 si è registrato che il 31% degli studenti è stato esposto a dei speech almeno occasionale. Ecco, adesso vi lascio con dei dati che secondo me sono ancora più rilevanti e importanti e restituiscono ancora di più quello che è il fenomeno della rete e di internet oggi. Allora, consideriamo che un adulto, dagli ultimi studi in nostro possesso, ha circa 3 ore al giorno, utilizza il proprio smartphone per circa 3 ore al giorno, questa è la media. Ecco, gli adolescenti, quindi parliamo di ragazzi dagli 11 ai 17 anni, stanno minimo 6 ore al giorno. Se voi considerate il tempo in cui si dovrebbe dormire e considerate il tempo in cui i ragazzi sono a scuola, 6 ore sono veramente un tempo pazzesco. È un tempo altissimo di vita, tolta la vita come eravamo noi da piccoli sui campi in strada, nelle parrocchie, nei campi da calcetto, nei campi da pallavolo, tolta la vita sociale. E un altro dato importante, considerate che nell'arco di una giornata, parliamo sempre degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, prendono in mano il cellulare minimo 100 volte. 100 volte al giorno, anche quando non ci sono notifiche, i ragazzi guardano lo smartphone. Ci sono dati che fanno ancora più riflettere e qui arrivo alla conclusione. Bambini dai 6 ai 10 anni, l'82% dei bambini dai 6 ai 10 anni utilizzano il cellulare in maniera autonoma, sono lasciati da soli ad utilizzare il cellulare, con tutti i pericoli che ne comportano. Il 62% dei bambini dai 3 ai 5 anni, quindi parliamo di un'età veramente bassa, utilizzano il cellulare in maniera autonoma. E per arrivare infine al dato che adesso darò, che rende la questione veramente allarmante, il 26% dei bambini dagli 0 ai 2 anni
utilizzano dispositivi digitali senza la supervisione degli adulti. Spesso gli adulti lasciano i bambini dagli 0 ai 2 anni, lo ripeto perché è un dato che mi ha fatto accapponare la pelle quando l'ho visto, da soli con un dispositivo digitale, come se fosse un badante digitale a tutti gli effetti. E questi dati che ho appena dato, scusate il gioco di parole, che cosa ci restituiscono? Beh, secondo me restituiscono nitidamente questa conclusione, che coloro che devono essere prima di tutto educati non sono i ragazzi, ma i genitori forse. Ed è proprio per questo che il Corecom, quindi l'ente che io ho l'onore e l'onere di presiedere, tra le varie funzioni, dicevo appunto, ho detto più volte che noi come Corecom, Comitato Regionale Comunicazione, ci occupiamo all'interno della Regione Veneto di comunicazione a 360 gradi, quindi tra i vari compiti, tra le varie funzioni che svolgiamo, c'è anche quella della Media Education, ecco, ci siamo molto concentrati non solo sui ragazzi, di fare educazione digitale ai ragazzi, ma ci stiamo anche concentrando di fare media education ai docenti e ai genitori, perché educare gli educatori forse oggi è la cosa più importante, perché noi non riusciremo mai ad arrivare a tutti i ragazzi, ma speriamo di arrivare a genitori e docenti in modo che questi vengano responsabilizzati su quello che lo smartphone o il tablet o gli strumenti elettronici, le potenzialità che hanno, sia in positivo che in negativo. Ci sono anche tanti altri fenomeni legati all'uso della rete. Vi faccio 2 esempi, sexting e revenge porn. Revenge porn tra i minori ha avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale. Consideriamo che rispetto alle ultime rilevazioni degli anni precedenti c'è stato un aumento del revenge porn dell'83% tra i ragazzi dai 10 ai 13 anni ed è cresciuto del 35% nei ragazzi dai 14 ai 17. Per non parlare del sexting, che è sempre più diffuso negli adolescenti, il 52% degli adolescenti, quindi parliamo di ragazzi da 11 a 17 anni, ha subito il sexting, per arrivare al 75% dei ragazzi dei 17 e dei 19 anni che lo pratica con il partner quotidianamente. Aumentano conseguentemente anche i casi di sextortion. Le conclusioni dopo aver esposto questi dati, secondo me non possono che essere che noi istituzioni, noi adulti, anche le fondazioni che si occupano di questo, non possono che concentrarsi sul promuovere un utilizzo che deve essere sempre più consapevole, e utilizzo anche il termine responsabile, anche se quando utilizziamo il termine responsabile dei ragazzi, loro automaticamente diventa come un rigetto, perché dire devi essere responsabile ai ragazzi è una cosa che mi dà fastidio, però è importante perché spesso loro, nativi digitali, non si rendono conto di quelli che possono essere gli effetti delle condotte che oggi attuano sul web in un futuro. Faccio un esempio, io ho lavorato nel mio percorso lavorativo, sono stato anche nell'ufficio legale, io svolgo principalmente la professione di avvocato, ma ho lavorato anche all'interno di un'azienda e non avete idea di quanti curriculum, diciamo, di ragazzi che arrivavano nell'ufficio risorse umane dell'azienda venivano scartati non per la qualità e per i contenuti del curriculum, che sostanzialmente sono sempre perfetti, perché un ragazzo, un soggetto che è in cerca di lavoro cerca sempre di mettere un curriculum che sia bellissimo, che abbia tutte le caratteristiche positive, ma spesso venivano scartati, sapete perché? Perché le risorse umane, i responsabili delle risorse umane delle aziende vanno a vedere i social dei ragazzi e spesso sui social ci sono immagini, contenuti che ricordano magari quello che hanno fatto qualche anno prima e che forse sarebbe stato meglio che non fosse stato postato. Quindi ricordiamoci che ogni volta che postiamo un contenuto sui social questo ha degli effetti che spesso sono anche negativi e che rimangono. Quindi attenzione, utilizziamo sempre in maniera consapevole e responsabile, lo dico anche per noi adulti perché dobbiamo essere l'esempio
per i giovani. E vi ringrazio e ringrazio ancora la consigliera Elisa Caminato e la dottoressa Filieri per il lavoro che fanno. Grazie. Grazie Avvocato. E chiedo se ci sono domande. Sì. Scusate, vorrei solo chiedere come si sostiene la raccolta fondi, perché non sono riuscita a chiederlo a Marco prima, che appunto ha citato la raccolta, però per contribuire come si fa? Potrete sostenere la raccolta fondi, può essere sostenuta andando nel sito della Fondazione Libra, c'è la pagina dedicata a Ambassador Marco Matteazzi, si può donare attraverso PayPal, qualsiasi cifra a seconda di quello che veramente uno può, oppure attraverso un classico bonifico bancario, qualsiasi cosa vogliate. Grazie. Ci avviamo alla conclusione. Volevo dire una cosa riguardo ai dati, sono veramente eclatanti e forse non vengono considerati come dovrebbero dalle famiglie in primis e poi anche da noi istituzioni, mi metto in mezzo anch'io perché ovviamente è un fenomeno che si ritiene contenuto ma in realtà non lo è diffuso ed è nascosto purtroppo. Ringrazio voi per essere qui presenti, la dottoressa Giuseppina Filieri, l'avvocato Alberto Petti, l'avvocato Marco Mazzoni Nicoletti e anche per la passione che ci mettono nel contrasto al bullismo. Grazie. Buona